benvenuti. Oggi è giovedì 28 marzo 2024. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 18:19. La luna sorge alle 21:37 e cala alle 7:09. Oggi si celebra San Sisto Papa. Il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita nel 2014 per sensibilizzare su questa condizione che colpisce fino al 15% delle donne in Italia e circa 190 milioni globalmente. Inoltre, in Italia, le donne con una diagnosi confermata sono almeno 3 milioni. Lady Gaga, celebre cantante e attrice, compie 38 anni. Ha esordito nel 2008 con l'album The Fame e ha avuto un enorme successo globale con singoli come Just Dance e Poker Face. Il suo EP The Fame Monster e l'album Born This Way hanno riscosso grande successo. Con quest'ultimo ha venduto 1 milione di copie in 5 giorni su iTunes. Lady Gaga ha venduto 140 milioni di dischi, ricevuto un premio Oscar, 2 Golden Globe, 13 Grammy Awards. Ha anche ottenuto 3 nomination agli Oscar. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, festeggia i suoi 72 anni. È stato una figura chiave nella gestione dell'emergenza Covid-19 in Italia nel 2020, lavorando con Giulio Gallera e Guido Bertolaso per la realizzazione di un ospedale ausiliario a Milano. Mario Vargas Llosa, scrittore e saggista peruviano, compie 88 anni. Ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 2010 e il premio Cervantes nel 1994. È noto per romanzi come La città e i cani e La casa verde e la sua opera esplora la società peruviana e la storia della dittatura militare del paese. Il 28 marzo 1923 il Regio Decreto del Regno d'Italia crea la Regia Aeronautica, una delle 3 forze armate, assieme al Regio Esercito e alla Regia Marina. I suoi uomini verranno impiegati in varie guerre, tra le quali la guerra d'Etiopia, quella civile spagnola e la Seconda Guerra Mondiale. In seguito alla nascita della Repubblica Italiana, il nome cambierà in Aeronautica Militare. Il Triangolo delle Bermuda è un'area dell'Oceano Atlantico nota per la scomparsa misteriosa di navi e aerei. Tuttavia, secondo vari studiosi, le statistiche delle scomparse in questa zona non sono superiori a quelle di altre parti del mondo, suggerendo che il triangolo potrebbe non essere così misterioso come si crede. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è calda ed intrigante in Scorpione, ma litiga con Plutone e a sua volta con Mercurio. Cosa accadrà nello zodiaco? Vediamo. Ariete. La quadratura di Plutone non è certo un toccasana per questo Mercurio che si confonde un po', o che per meglio dire muore dalla voglia di capire cosa si nasconde dietro a un dubbio o un mistero che c'è nella vostra vita sentimentale. Beh, avrete le risposte. Toro. L'opposizione della Luna oggi è proprio sul vostro Giove e poi transiterà anche su Urano. Oggi è una giornata un po' nervosa, quindi bisogna stare attenti a non fare passi falsi e a stare sempre con i piedi per terra, soprattutto per quello che riguarda le ambizioni lavorative. Gemelli. La Luna oggi non vi strizza più l'occhio, anzi si distanzia in gradi, ma nel vostro caso Plutone ancora solletica la vostra fantasia e la vostra creatività. Voglia di rimettere tutto in una giusta versione. Cercherete quindi di cambiare le cose che non vi vanno, anche facendo delle operazioni economiche o dei piccoli investimenti che vi aiuteranno in questo scopo. Cancro, stupendo il trigono della Luna di oggi che vi accende di passionalità e che vi fa vincere sicuramente il giusto premio per aver intuito una direzione veramente molto interessante al lavoro. In amore è tutto un po' più intrigante. Leone. La Luna oggi è in quadratura, il che significa che c'è un sottile nervosismo, soprattutto in famiglia, potrebbero esserci delle tensioni. Cercate quindi
di ascoltare le ragioni degli altri e di essere un po' più vicini alle esigenze altrui. Vergine, assolutamente interessante questo sestile dalla Luna che arriva un po' come una carezza a risanare tutta una serie di faccende. Oggi sembra proprio che la vostra comunicazione possa essere in qualche modo ascoltata e potreste trovare un accordo tra parti un po' litigiose tra loro. Bilancia, luna di seconda casa, una luna che vi aiuterà a guardare le cose in prospettiva, anche a voltare pagina, a dire addio a tutta una serie di faccende del passato che non vi soddisfano più. Si volta pagina, si va avanti, forza. Scorpione, giornata interessantissima, la luna è a casa vostra, quadra però col vostro maestro in una parte della giornata, ovvero con Plutone. Non durerà molto, però questo aspetto tenderebbe a darvi un po' di smania di concludere e di concretizzare, soprattutto al lavoro e nella passione. Marte e Saturno sono molto coinvolti, intrigano per i vostri gradi zodiacali. Chissà che oggi non scatti la motivazione giusta da parte di qualcuno. Sagittario, luna di 12° campo, quindi una luna un pochino più emotiva, una luna un po' quadrata e che quindi tende a fare cadere le maschere. Forse oggi vi renderete meglio conto di cosa veramente le persone, alcune persone, provano per voi. Capricorno, è una luna nella casa delle amicizie e delle affinità elettive. Entusiasmi, quindi morite dalla voglia di dire quante cose state vivendo per adesso e quanti progetti avete per la mente. Cercate una squadra? Faranno a gara per esserci. Acquario, giornata di luna quadrata proprio su Plutone, quindi oggi non sempre sarete di buon umore, come se un sottile filo di tensione impedisse alla vostra comunicazione di essere morbida o ricettiva. Cercate quindi di non essere troppo socievoli se proprio non ci riuscite, perché potreste fare dei pasticci. A volte siete belli misteriosi proprio perché avete un'aura distante e distaccata. Oggi bisogna ricorrere a quel talento. Pesci, giornata molto interessante visto che la luna vi riempie di trigoni, inizia con Marte e Saturno, più tardi lo farà con Venere e Nettuno. Ce n'è per tutti, dall'incontro giusto che si può fare a livello passionale, a quello lavorativo, a quello amoroso, a quell'idea di sogno e di viaggio e di fuga che sempre coltivate nel vostro animo sensibile. Holi, la festa dei colori, è una delle celebrazioni più vivaci dell'India che segna l'arrivo della primavera. Questa festa, che cade il 28 marzo, è famosa per le sue battaglie di polveri colorate. Oltre a celebrare la primavera, Holi simboleggia anche la vittoria del bene sul male e offre l'opportunità di perdonare e riconciliarsi. In giapponese il termine karaoke significa orchestra vuota. Il karaoke è insito nella cultura giapponese, a differenza dell'Italia dove si canta in luoghi pubblici di fronte ai gestori del locale e a tutti gli altri clienti. In Giappone il karaoke si svolge all'interno di stanze private che possono ospitare anche solo 1 o 2 persone oppure piccoli gruppi di amici. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Santa Teresa d'Avila è stata una figura chiave della Riforma cattolica. Dotata di un forte carisma, ha guidato monasteri e influenzato i potenti, mantenendo sempre un atteggiamento allegro e una passione per la cultura anche durante una grave malattia. Ha vissuto un periodo di visioni mistiche durante le quali afferma di aver parlato con Gesù, che le avrebbe chiesto di riformare l'ordine dei Carmelitani. Nonostante le accuse di eresia, ha fondato l'ordine basato sulla povertà assoluta e sulla spiritualità. Dopo la sua morte il suo corpo è stato diviso tra vari monasteri che desideravano possedere una reliquia santa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.
Amici e amiche, grazie per avermi tenuto compagnia anche oggi. Mi raccomando, non lasciatemi sola domani. Vi aspetto per un'altra imperdibile puntata del nostro almanacco. Ciao!